tutti ragazzi, sono Giovanna e oggi vi porto a visitare una piccola parte del nostro paese. Siamo a Ficarolo, in quella che è chiamata la Pisa del Polesine. Però, no, non è proprio giusto così. Ok, ora posso darvi ufficialmente il benvenuto in quella che è chiamata la Pisa del Polesine. Ora, con la giusta pendenza. Alle mie spalle, come potete vedere, sorgono abbastanza imponenti il campanile e la chiesa arcipretrale di Sant'Antonino Martire. Ma prima di parlare della loro storia dobbiamo fare un piccolissimo salto indietro nel tempo, in particolare dobbiamo arrivare all'870 d.C. A questa data risale il primo documento storico che attesti la presenza di un tempio cristiano sul nostro territorio. In particolare era un tempio dedicato a Santa Maria, situato in località Trenta, oggi però in aperta campagna. In realtà la nostra chiesa è stata spostata tantissime volte negli anni. La prima volta, intorno a circa al 1100, venne riedificata verso il nuovo centro cittadino. In particolare venne spostata verso quello che veniva chiamato il castello di Ficarolo. Ora, chiamarlo castello forse è un pochino troppo da megalomani, visto che le dimensioni erano molto più simili a una rocca, come quella che possiamo vedere nell'altra sponda del Po, sui territori di Stellata di Bondeno. Venne poi nuovamente spostata nel 1500, molto umilmente, per la visita del duca d'Angiò. Quindi ragazzi, non stupiamoci se tra 100 anni la regina Elisabetta sarà ancora tra noi, sicuramente in perfetta salute con i suoi completi color pastello, e per l'occasione magari di una visita a Ficarolo decideranno di spostarla di nuovo. Il progetto fu seguito dall'architetto ferrarese Gaetano Barbieri. I lavori durarono circa 9 anni, iniziarono nel 1763 e finirono attorno al 1772. In realtà dire che è stata completata non è corretto, perché la facciata rimase con i mattoni a vista. Venne completata con estrema calma intorno al 1914. Purtroppo però le condizioni economiche soprattutto cambiarono negli anni, per questo motivo abbiamo due stili diversi, la facciata in stile neoclassica che non rappresenta l'interno invece barocco romano, decisamente più fastoso e più ricco. Questo però rende l'edificio unico nel suo genere in tutto il Polesine. Direi che è il momento di passare all'interno, venite con me. Ed eccoci qua, carina Qui le dimensioni, come si può vedere, non sono proprio ridottissime, infatti è alta ben 30 metri, larga 20 e lunga più di 50, che vuol dire circa una piscina olimpionica, e per gli sportivi è fatica, quindi insomma, alla sua volta. Qui è come se fossimo in un piccolissimo museo, perché all'interno della chiesa sono custodite molte opere che vanno dal XVI al XVIII secolo circa. Le principali sono, come possiamo vedere, attorno alle pareti, sono 11 statue in stucco che forse ti fanno sentire anche un attimo osservato. L'ampia navata è affiancata da 4 cappelle, le 2 iniziali contengono ricchi altari marmorei del 1883, che ospitano una statua di Sant'Antonino da Padova e una di San Luigi di Gonzaga. Gli altri 2 altari del XVII secolo provengono da una chiesa di Ferrara sconsacrata. Da una parte è ospitata la venerata statua della Madonna con Gesù Bambino. Dall'altra possiamo ammirare la maggiore opera dell'artista ficarolese Alberto Mucchiatti, una grande crocifissione, composta da una tela dipinta su cui si innesta un antico crocifisso ligneo. Tutte le volte sono sostenute da coppie di lesene con trabeazioni di ordine corinzio ed elementi in stucco forte. Tutto chiaro. E tutte finemente dipinte.
Qui nel coro, o meglio nell'abside, per un termine più tecnico, troviamo una delle maggiori tele settecentesche dell'artista ficarolese Ercole Sarti, rappresentante San Carlo Borromeo e Sant'Antonino. Non è l'unica opera del Sarti che abbiamo qui a Ficarolo, ne abbiamo altre nella sala dei confratelli annessa alla chiesa, tra cui la più importante, la Madonna del Rosario con i santi San Rocco e San Sebastiano, sul cui sfondo possiamo notare un panorama bellissimo di Ficarolo. Il caso vuole, o meglio il tempismo vuole, visto questo 2020 un pochino funesto, che sia stata dipinta in occasione della fine della peste pandemica del 1631. E questo è il nostro campanile che si fa notare. Il nostro campanile inizia ad essere costruito nel 1777. Fu sempre capitanato come progetto da Gaetano Barbieri, lo stesso architetto che progettò la chiesa, e i lavori finirono intorno al 1790, durarono abbastanza, più che altro perché spesso a livello economico non c'erano abbastanza fondi, tanto che a volte addirittura il popolo finanziò il progetto. Molte pause però furono dovute ad assestamenti del terreno e su questo un pochino ci viene da sorridere, no? Perché chi conosce Ficarolo sa perfettamente che il campanile è estremamente pendente. Infatti in corso d'opera il cedimento del terreno, dovuto alla vicinanza di una fossa chiamata Fossa Mantovana, allora ancora piena d'acqua, è stato notevole. Per ben 2 volte è stata raddrizzata la linea del campanile, tanto che non è neanche dritto, è addirittura inarcato, quindi di dritto qui non c'è proprio niente. Però è un buon esempio di barco alla mano molla, perché dopo un terremoto e 2 guerre mondiali solamente la regina Elisabetta prima citata compete in resistenza. Il nostro campanile, a proposito di competizioni, sale su numerosi podi, ma un podio molto importante riguarda quello in rapporto altezza-pendenza, che è secondo solamente alla Torre di Pisa. Infatti Ficarolo viene chiamata la Pisa del Polesine. La costruzione è interamente in laterizie e ornata da cornicioni e da colonne di origine dorico-tuscanica. Si narra che all'interno del nostro campanile fosse contenuta in realtà una torre un pochino più piccola, forse non abbastanza pesante da far cedere il terreno, quindi si è deciso di fare un'altezza di ben 75 metri di modo che potesse prendere la pendenza giusta. Ebbene, il nostro campanile sarà stortissimo e altissimo, però in grado di regalarci una vista veramente mozzafiato. Dalla sua sommità si vede un fiume gigantesco che è il nostro Po ad unire le 3 province di Ferrara, Rovigo e Mantova. Dalla cima del nostro bellissimo campanile pendente vi salutiamo, speriamo che il nostro mini documentario vi sia piaciuto e vi aspettiamo a Ficarolo.